Oggi mi trovo in un posto veramente speciale e andiamo a scoprire con chi sono. Eccola! È lei! Buongiorno! Ciao Cinzia, buongiorno. Allora, Antonella Quici, che è L'amministratore della Star Trek SRL. un'azienda, diciamo, formata quasi esclusivamente da donne, almeno la parte dirigenziale. Sì, poi abbiamo 284 partner e collaboratori in tutta Italia e anche in qualche parte del mondo. Ci occupiamo di consulenza globale. L'importante secondo me in questo momento è questa. Passaparola. In sostanza, in che cosa consiste? Di questa piattaforma. Innanzitutto è realizzata da due donne, prima di tutto, due imprenditrici. Siamo del Barisotto e poi ci rivolgiamo appunto alle piccole imprese di produzione. È una vetrina per le aziende che vogliono avere la possibilità di farsi conoscere, di poter emergere. Quali sono le caratteristiche della nostra piattaforma? Innanzitutto all'interno della stessa noi non creiamo concorrenza, quindi se c'è un prodotto a livello regionale, ad esempio, che già all'interno della piattaforma, parliamo, non lo so, del miele, miele Lombardia, non ci sarà un altro produttore di miele Lombardia, ci sarà un produttore di miele Veneto, un produttore di miele Piemonte. Sui vini invece ci muoviamo a livello provinciale perché in realtà il sapore e l'odore del vino varia a seconda del territorio, quindi se siamo ad Arezzo rispetto a Siena, un Chianti sicuramente avrà un sapore leggermente differente, quindi non si crea concorrenza. Un'altra cosa per noi molto importante è che noi non creiamo concorrenza, non facciamo concorrenza al negoziante sotto casa, quindi al dettagliante. Perché? Perché il prezzo che si trova sulla piattaforma è lo stesso che si trova per lo stesso prodotto nel negozio, lì dove ovviamente il produttore si rivolge anche al dettaglio. Quindi per noi questo è molto importante perché noi non vogliamo far chiudere i negozi sotto casa, anzi vogliamo cooperare, perché io per dire sono abituata ad andare a comprare un determinato prodotto dal signor Giuseppe, mi trovo all'estero, mi trovo da un'altra parte d'Italia e ho bisogno di questo prodotto, lo ordino online. Nello stesso tempo sono abituata a comprarlo online, mi trovo a passeggiare per Saronno, vedo il negozio del signor Giuseppe, vedo che c'è questo prodotto e dico, caspita, entro dentro e lo compro. Oltre al fatto che ovviamente ci rivolgiamo a chi ha l'abitudine di comprare online. Poi, sempre per far girare un pochino l'economia, noi diciamo e pensiamo, abbiamo aggiunto anche un discorso di networking, passaparola. Quindi se tu, Cinzia, per esempio, ti trovi a parlare con un'amica, l'amica ti dice, sai, devo fare un regalo, vorrei comprare, non lo so, un gioiellino, e allora all'interno abbiamo per esempio anche questi bellissimi prodotti. In questo caso te lo dico, si chiama Chevra perché mi piacciono tantissimo e facciamo pubblicità a Chevra. Se vai su Passaparola, registri il mio codice, puoi tranquillamente comprare dei bellissimi gioiellini. Si sappia che se uno fa Passaparola, ovviamente si iscrive, gli viene dato un codice eccetera, nel momento in cui qualcun altro compra attraverso il suo codice avrà un compenso. Noi abbiamo previsto addirittura 5 livelli, quindi abbiamo all'interno quello che si chiama il network marketing, però ci rivolgiamo tranquillamente direttamente al cliente, così come assolutamente chi vuole può anche farlo diventare una propria professione e quindi avere la sua remunerazione secondo quella che è la regola del network marketing. Sono prodotti comunque di qualità, sono tutti verificati da noi personalmente, quindi noi abbiamo proprio visitato, incontrato l'imprenditore, visitato l'azienda, quindi abbiamo anche imparato come si realizzano certi prodotti che non tutti sanno. Abbiamo verificato che ovviamente
l'idea è comunque condivisa anche da chi entra a far parte della piattaforma Passaparola, anche se sei il nostro fornitore in questo caso, comunque è giusto che tu sposi appieno la nostra idea. Sono prodotti ovviamente di qualità, quindi hanno il proprio prezzo, mi sembra giusto. Ti do alcune informazioni importanti. Innanzitutto il prodotto può essere acquistato attraverso la carta di credito, il contrassegno, il bonifico bancario e anche i bitcoin. Noi abbiamo inserito anche la possibilità di comprare con i bitcoin. La logistica rimane in capo al produttore, quindi cosa succede? Che uno ordina, partono due comunicazioni, una arriva a noi dove ci attiviamo per ovviamente chiamare la nostra società di spedizione, che va a ritirare dal produttore il prodotto che deve essere poi consegnato al cliente. Aderire per diventare dei segnalatori o incaricati alla vendita o dei networker possono mandare un'email a info@passaparola.life. Invece vogliono visitare direttamente la piattaforma, è www.passaparola.life. Cinzia, grazie. Ti ringrazio veramente tanto, è stato un piacere. Ciao cara, un piacere per un appena amico, alla prossima.